Mezzogiorno in punto, buongiorno a tutti, buongiorno agli amici di Io Compro Siciliano, ho cambiato location, avete visto, io mi sposterò, farò insomma un Io Compro Siciliano live itinerante. Salve da Cristina Ruffino, buon lunedì a tutti, siamo al 10 maggio, mezzogiorno in punto, eccomi qua pronta anche oggi per accogliervi nel mondo di Io Compro Siciliano live, la nostra puntata tutti i giorni da lunedì al venerdì, durata 20 minuti, minuto più, no? Minuto più, minuto meno, mai, lo dico sempre, quindi saluto subito a Palermo Nicolò che si occuperà anche oggi della regia, le nostre due bellissime ragazze della redazione che ci invidiano tutti, Marzia e Sonia, e io sono prontissima per accogliere l'ospite di questa mattina, che è un ospite veramente spumeggiante, tra poco la vedrete anche perché lei si trova in una location, devo dire, che fa un po' di invidia a tutti, a dire il vero. È una scultrice, è un'artista, ma ve la presento subito, si chiama Mimma Nicolosi, che è qui con noi. Adesso la vedete, guarda, Ciao avete a capito? tutti, ciao popolo di Io Compro Siciliano, sono felicissima di essere qui, di parlare con voi, di essere insomma presente in questo momento di condivisione di bellezze, dai. Mimma, io sono molto contenta di averti ospite di Io Compro Siciliano Live questa mattina, ma ti devo dire che ho un pizzico di invidia perché tu ti trovi all'interno di una location meravigliosa, meravigliosa. In questo momento sei a Tindari perché tu sei originaria di Acquedolci che è in provincia di Messina. Raccontiamo un po' la tua storia. Da giovanissima però ti sei trasferita, hai dovuto abbandonare la tua amatissima Sicilia per andare a Torino, esatto? Certo, dove mi sono formata, dove ho vissuto il mio sogno, perché è tutto legato a un sogno di bambina, questo dover andare in giro per il mondo, ma insomma all'inizio mi sono fermata a Torino, poi il mondo, un po' di mondo l'ho conosciuto, sempre per l'arte. Allora, com'è nata questa passione per l'arte? Da dove nasce? Già da Allora, piccolina? sì, infatti io da piccola abitavo appunto ad Acquedolci, un paese vicino a Santo Stefano di Camastra, e mi capitava di passare spesso perché i miei genitori sono di San Mauro Castelverde, che è un paese sul cocuzzolo di una montagna sopra Cefalù, sulle Madonie, Madonie. sulle Madonie, sì, io sono sui Nebrodi, vicino ai Nebrodi, ma loro erano di questo paese. Allora il primo viaggio l'ha fatto mio padre, che era un fotografo, e ha coinvolto così mia madre e sono partiti. Ecco, questo è stato il suo primo viaggio. Si sono fermati ad Acquedolci perché a lui è piaciuta molto come paese, in effetti è un bellissimo paese, ha molto verde, curato, insomma io sono contenta di questo, anche se poi ahimè l'ho dovuto lasciare all'età di 18 anni, perché Sì, avevo questo sogno, io volevo fare la scultrice. E ecco. io credo nei sogni e i sogni, io lo dico al mondo, l'ho sempre detto alle mie allieve perché ho fatto sempre corsi di formazione per insegnanti e seminari a ragazzini, a bambini, insomma ho avuto molti rapporti con molte persone e ho sempre detto che i sogni non si lasciano chiusi dentro i cassetti, al sogno bisogna crederci perché si avvera. E allora io ho fatto tutto quello che serviva per poter diventare appunto quello che sono, una scultrice. Credimi, ho portato la Sicilia ovunque, l'ho portata nei luoghi e nei rapporti che ho avuto con il mondo. Questa mia sicilianità e le mie opere parlano della bellezza attraverso questi colori forti che vedete, Certo. che sono i colori della mia isola. Tra Ma l'altro tu ti definisci proprio una figlia del mondo, esatto, Mimma? brava.
Sì, io non ho legami al luogo. Il luogo può essere qualsiasi, il luogo è dove tu stai bene, dove tu trovi pace, dove tu raccogli bellezza, calore, insomma tutto quello che serve per poter poi trasferirlo nella tua vita, nelle cose che fai, nelle mie opere. E io poi le restituisco al mondo, perché non me le tengo, io le Certo, faccio perché e poi alla fine è come raccontare, creare, è come scrivere per uno scrittore. Io racconto attraverso la materia, racconto la bellezza, ma anche tanto il dolore, ma anche questo dolore delle donne che purtroppo subiscono infiniti torti. Queste violenze assurde che sopportiamo e che continuano ancora. Bisogna rivedere l'educazione, rivedere come noi donne, come noi mamme educhiamo i nostri i figli nostri figli. maschi e le nostre bambine. A non, voglio dire, a sopportare e accettare la prepotenza ancora da quando erano, insomma, piccoli degli uomini. A Insomma, io ribellarsi. attraverso questa arte parlo di questo. Lanci un messaggio molto forte e molto importante. E le tue opere, eh, come le rappresenti? Allora, quando tu vai a buttar fuori, diciamo, no? A rappresentare un'opera tua, che ha a che fare con la violenza, come fai? Come la realizzi esattamente? Sì, di solito quando raccolgo dolore, perché in questi ultimi anni si è addirittura moltiplicato, e se tu ti accorgi quasi tutti i giorni, senti violenza, che insomma questa violenza mi fa soffrire. E io, come ti dicevo, racconto attraverso la materia non solo la bellezza, racconto questa tragedia che si vivono le donne, ed è un tramite che arriva dritto, ma proprio dritto al cuore di chi deve, insomma, ascoltare. E ho fatto molte mostre, sì, che toccano questi temi sulla violenza, e questo è il lato più triste della mia storia, ma non solo. Ho fatto un'opera anche che parla delle donne che lasciano quei paesi martoriati dalle guerre, dalla povertà, dalla miseria, per trovare respiro, pace nei nostri paesi. Ma purtroppo noi siamo incredibili, tutto il mondo è colpevole. Io mi sento impotente, ma tutti siamo colpevoli per queste tragedie che tutti i giorni, tutte le volte che queste povere creature attraversano il Devono. mare, lasciano la loro vita e i loro figli. Ecco, io ho fatto un'opera d'arte, una donna di colore che ha il suo bambino che porta sopra sui piedi, no? Che lo dona, lo consegna al creatore, no? Che lo protegga, perché lei non è riuscita a proteggerlo, ed è molto molto forte quella scultura. Ecco, sono sempre temi sociali che io porto avanti e lo faccio con tutto il mio cuore, ecco, con tutta la mia forza. E questa cosa, Mimma, ti fa davvero onore. Noi tra poco continueremo la nostra chiacchierata, intanto 15 secondi di spot. Sì, sì, grazie mille. Lo spot per ricordarvi di visitare il più grande marketplace tutto made in Sicily, www.iocomprosiciliano.com. Guarda, ma sei una meraviglia, Mimma, te lo devo dire, te Mi lo sono devo alzata, dire. mi sentivo Tu, schiacciata. Aspetta. tu fai arrivare energia da tutti i lati, ma lo possiamo dire che cosa hai fatto per raccogliere stamattina un po' di energia? Chi ti sei Sì, abbracciata? io sono uscita fuori da questo mio laboratorio, da questo atelier, sono andata ad abbracciarmi l'albero che ho tra l'altro vicinissimo al laboratorio, l'ho abbracciato, è un albero di 500 anni, pensate, ma sono tutti così, perché questa casa, la mia casa delle sirene, è proprio immersa dentro questo uliveto secolare.
non è Sì. solo la bellezza scenografica che ho davanti ai miei occhi, che sono le isole Eolie, la Baia di Tindari, ma è questo luogo di pace, di tutti gli alberi secolari che ho vicino, che ogni tanto mi abbraccio. Tra l'altro ti danno anche, sono fonte di ispirazione, no? Per la creazione e la realizzazione delle tue opere, sicuramente. Sì, sì, Lì sì. ritrovi la tua anima a Tindari quando sei lì? Certo, Mimma. sempre. Io ci torno sempre. Allora, tra poco daremo un'occhiata anche a un paio di video perché hai preparato un bel po' di cose da farci vedere, ma intanto queste tue creazioni, queste tue straordinarie opere, con quale materiale vengono realizzate, diciamolo? Allora, sì, utilizzo argilla, anche se poi allora, di solito creo con l'argilla perché è duttile, la posso plasmare, posso trasferire i miei sentimenti Sì. dolcemente, no, su questa materia. Ma faccio anche dei bronzi, tant'è che ho fatto, ma per onorare anche Torino che mi ha accolta, dove io insomma ho lavorato, ho fatto la testa di Giovanni Agnelli in bronzo e alluminio, che credo di aver inviato. Ok. Anche dei bronzi faccio, sì, ma di più utilizzo l'argilla che prendo ovunque, in Sicilia, in Spagna e nel Veneto, perché queste bianche sono, io metto tutta l'Italia insieme, ma utilizzo anche tanto la nostra terra siciliana, ecco. Utilizzi argilla bianca per realizzare le tue opere? Le teste sì. Altre cose, ad esempio, ho fatto colapesce che ho messo all'ingresso della mia, perché in questo anno che sono stata ferma in Sicilia e che credo ci starò almeno 6 mesi, ho già deciso che farò così, un po' e un po', perché d'altra parte molto della mia vita l'ho vissuta a Torino, ma vivrò a Torino, ma vivrò 6 mesi in Sicilia, dove appunto in questa casa delle sirene faccio dei seminari, faccio stage, invito artisti che arrivano da tutto il mondo, e già qualcuno è arrivato da New York, da Parigi, a creare insieme a me, a 4 mani, così vengono fuori delle opere meravigliose, con più storie, È ecco. vero, ma tra l'altro all'interno di questa casa, che è anche una casa vacanze, che si chiama Casa Art Vacanze, ci si Sì? può venire tranquillamente anche se non si è artisti? Ma certo, ma si è amanti della bellezza. Ok. Anche per chi non ha mai toccato l'argilla, io li provoco, nel senso che gli do un pezzo di argilla e gli faccio fare magari un fischietto. Un Bello, fischietto, anche perché, perché... tra l'altro, vai, i fischietti sono uno dei tuoi cavalli di battaglia. Ah, sì, sì, Chiamiamoli guarda. così. Vediamo? No, vabbè. I fischietti sono nel mio cuore, non posso non averli, anche perché nascono tutti dalla mia infanzia, da quando una volta sono andata a fare una gita a Tindari e mi sono comprato un fischietto. Poi questo Ecco. fischietto si era rotto, io da adulta l'ho rivisto e l'ho guardato, ho detto vedremo, ho visto come si poteva realizzare, poi insomma con l'aiuto anche di qualche mio amico ceramista e sono riuscita a realizzare i fischietti. Ma fischietti sono... Ma che carino, guarda! Ma raffigurano cosa i fischietti? Sempre, soltanto merli, come dicevamo No, prima? anche No. uccellini, no, Ok. uccellini, sirene, perché tutte le mie teste, queste che vedi dietro, hanno Sì, tutti un merlo, un fischietto, ok. tutti devono, perché Tra il po- fischietto mette allegria, gioia. Brava, sono d'accordo con te, ma tra poco continuerai ovviamente a farci vedere le meraviglie che hai realizzato e che hai anche lì accanto, ma intanto noi vediamo le meraviglie tue attraverso il primo video. Ah, Andiamo. grazie, grazie tante.
Ma in queste opere c'è veramente un po' di tutto, c'è l'allegria, c'è la vita, c'è la felicità, c'è anche il dolore. Il dolore, complimenti, Mimma, davvero. Grazie, Sei grazie. straordinaria, davvero. Guarda, queste opere lasciano tutti quanti a bocca aperta, sul serio, perché sono Grazie. meravigliose. Molto, Ma sono tutte. quando vai a rappresentare un volto all'interno delle tue sculture, no? Un volto femminile in questo caso, da dove trai l'ispirazione? Cos'è che ti porta? Cioè, come realizzi un volto femminile? Cos'è che ti ispira quando realizzi un volto? C'è qualcosa in maniera particolare? No, intanto io ho iniziato questo viaggio delle teste non perché volessi imitare le teste di Moro siciliane, anche perché sono lontani anni luce da quello stile, perché queste sono le mie col mio stile, no? Con la mia voglia di creare. Sì, E io non so, realizzo quando plasmo probabilmente dentro questo viso si trasferiscono le 1000 persone che io incontro, non lo so, e ok. avviene una magia pazzesca. E perché se tu vedi, Sono una tutte diversa hanno... dall'altra. Eh sì, certo, sono tutti pezzi unici proprio perché inizia questo meraviglioso viaggio di piacere, no? Entro nelle storie e nei volti e nelle espressioni di 1000 persone. Quello è stato sempre una mia abitudine, ad esempio, di osservare le persone, ma mentre le osservo i loro volti, io le plasmo, è come se io adesso guardo te, ma in questo momento magari sono lì che assorbo e plasmo il tuo volto ed entra dentro di me, chissà che magari una volta esce fuori. È Non lo so, brava! vado libera, ecco, sono così. Sono dei piccoli miracoli le tue opere d'arte. Però Ma eh. tra l'altro all'interno delle tue opere vediamo spessissimo, no? Le sirene, che sono anche un altro elemento fondamentale delle tue creazioni. Sì, 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 le sirene sono la mia passione. E quando ero bambina abitavo lì appunto ad Acquedolci e avevo questo sogno perché se ne parlava, sai, da bambini si parla sempre, vivendo al mare, cosa vedi? I delfini, perché i miei fratelli dicevano di vedere delfini, ma qualche volta qualcuno l'ho visto anche io. E allora aspettavo di vedere le sirene come i bambini, no? Questo Certo. sogno di bambina, per fortuna, è rimasto dentro di me, così non mi sono fatta coprire dalle brutture della vita e ho cercato di liberarmi, ecco, di lasciare questo spazio di bellezza e di serenità attraverso appunto queste sirene che sono diventate la mia passione. Ecco, tra poco ci dirai tra l'altro anche come fare per raggiungerti, perché le tue opere ovviamente le possiamo anche acquistare, ogni opera è un pezzo unico e abbiamo anche un'altra cosa da vedere che ti riguarda. Lo sai, Mimma? Sì. Non so, ditemi Siamo in voi. finale, quasi, vediamo. Siamo in finale. Pa- Non sono teste all'interno delle tue creazioni, come abbiamo No, potuto vedere, Mimma.
non solo teste, assolutamente no. no. Io non nasco facendo appunto teste, nasco come scrittrice che racconta, come ti dicevo prima, bellezza, tragedie, insomma tutto. Io sono il tramite. Attraverso le mie mani, i miei sentimenti e il mio cuore parlo di tutto questo. Tra l'altro abbiamo Ma anche visto la location straordinaria, grazie alle foto che ci hai inviato, abbiamo visto anche la location che ti dà tantissima ispirazione per il tuo lavoro. Come facciamo ad acquistare le tue opere, Mimma? le mie opere bisogna... Allora, c'è un sito che si chiama Atelier, Palazzo Atelier, Ok, Palazzo Atelier, che è una galleria virtuale, ma si viene anche a casa mia, perché così quando poi vengono a fare magari un weekend nella mia casa Art Vacanza, la casa delle sirene, e possono vedere le mie sculture, le possono acquistare, ma possono anche fare le escursioni, possono andare a vedere l'Argimusco, perché abbiamo un patrimonio sì. meraviglioso, i megaliti che abbiamo su a Montalbano, questo Argimusco, e poi i laghetti di Marinello che si trovano a Oliveri. Oliveri è un bellissimo posto. Altro che. Quindi mi raccomando, cercate Art Vacanze, casa Art Vacanze, troverete ovviamente tutte le coordinate necessarie per raggiungere questo posto meraviglioso. Mimma, siamo ovviamente in chiusura. Ascolta, ma ancora di Vai. più forse mi troveranno come la casa delle sirene. Ok, la Ok? casa delle sirene, mi La casa raccomando, delle digitate sirene. anche adesso. E io ringrazio Mimma per essere stata nostra ospite oggi all'interno di Io Compro Siciliano Grazie, Live. È grazie. stato veramente un Allora, grosso piacere. io devo ringraziare la redazione, ringraziare lei Sì. per questa opportunità, veramente sono molto molto contenta, grazie, grazie di cuore. E ti Mimma, alla aspetto. prossima. Sì, alla prossima. E Verremo anche noi di racconteremo Io altre Compro Siciliano. cose. E Va anche noi verremo a bene, farci una bella vacanza. va Grazie bene, vi Mimma. abbraccio tutti, abbraccio tutta la Sicilia di Io Compro Siciliano. In tutto il Grazie. mondo, eh? Ciao, ciao a Ciao, tutti, ciao alla ciao redazione, Mimma. ciao, grazie, grazie. Ciao. Allora, abbiamo dei messaggi, tra l'altro anche da leggere, dei saluti veloci da spedire, se ce la facciamo, Nicolò, dimmi tu, perché oggi forse mi sono allungata un po' troppo. Giovanni Lorenzo Montemaggiore, complimenti. Buongiorno anche a Marzia, buongiorno anche a Imma, mi pare, che è quella di prima. Grazie Marzia, anche a te un bacio. Salutiamo tutti perché so che anche oggi a scrivere siete stati veramente tanti. Angela, buona giornata anche a te e buona giornata a tutti coloro i quali ci hanno seguito sino a questo momento. www.iocomprosiciliano.com, il più grande marketplace tutto made in Sicily. Noi ci ritroviamo domani a mezzogiorno. Da parte mia è tutto, buona giornata, ciao.